direi che per noi dovrebbe significare una sorta di preparazione a lasciarci verificare da Lui. Cosa si dice, conferma i tuoi fratelli, ma il Papa conferma ciò che in noi è valido, ciò che in noi è già roccia, perché Lui è roccia, roccia di verità. E allora significa la sua venuta la capacità di disporci ad ascoltare ciò che Lui ha da dirci, a confrontarci con Lui, ad accoglierlo comunque come il Pietro di oggi. Allora, noi abbiamo cominciato ad attivarci appena, per essere sinceri. Adesso abbiamo dei mesi davanti, 4 bei mesi, e io intendo per esempio settimanalmente da metà di febbraio presentare sul settimanale diocesano Verona Fedele l'argomento del Papa nei suoi vari aspetti, del Pietro, del potere delle chiavi, insomma una decina di interventi penso di fare per loro. Poi penso anche attraverso Telepace qualche cosa di poter attivare. Nel frattempo ci si sta parlando ai centri di pastorale, specialmente degli adolescenti e dei giovani. Dovremmo coinvolgere di più, sempre di più, anche il centro di pastorale familiare e gli altri vari centri. Dipenderà molto da quanta pubblicità riusciremo a fare, brutta la parola pubblicità, comunque da quanto riusciremo ad attivare interesse, anche attraverso le nostre parrocchie, i nostri media, sia quelli diocesani e non diocesani, quindi varie realtà che possono dire una parola su questo grande evento. Io sono convinto che anche tra coloro che, pur essendo battezzati, ma sono oggi poco praticanti, l'interesse nei confronti del Santo Padre, e qui dico Papa Benedetto XVI, ci sia, perché ha sempre qualche cosa da dire che è inedito e che è insospettabile, e sono spesso quelle parole giuste che non soltanto colpiscono la mente, ma si radicano poi anche nel cuore. Personalmente mi aspetto però, evidentemente poi lui fa le sue scelte, che rimotivi le nostre chiese nell'essere più missionarie, cioè più capaci di parlare di Gesù Cristo con molta libertà, senza fare con questo delle crociate. Non siamo certo di crociati, non ne abbiamo lo stile, non è stile evangelico, ma quello di presentare con limpidezza, serenità, con verità, chi è Gesù Cristo per noi, per l'uomo di oggi, come senso del vivere pieno. Questo ma penso che lo dirà di sicuro.